Buonasera, buonasera. Sono passati 1826 giorni dal 22 ottobre del 2017, quando quasi 2.400.000 veneti andarono a votare al referendum per l'autonomia. Sono 5 anni oggi ed è un vero e proprio affronto, è un'offesa non aver portato a termine tutto il percorso che avrebbe portato all'autonomia, che è stata insidiata, fermata, ostacolata in tutti i modi nel corso di vari governi da quel 22 ottobre del 2017. Ultimo colpo, ed è stato un colpo di grazia, la decisione di alcuni partiti di andare ad elezioni anticipate. C'era una legge quadro già pronta, si poteva andare avanti, si poteva procedere. Mario Draghi avrebbe potuto vantarsi forse di essere stato il primo ministro che l'autonomia l'aveva varata. Così le cose non sono andate e siamo un po' tutti responsabili, perché intanto bisogna dire che i 75 parlamentari veneti, oggi sono scesi a 48, hanno fatto poco o nulla per favorire il varo dell'autonomia. Forse abbiamo fatto poco un po' tutti, perché non basta votare, poi su obiettivi di questo genere bisogna continuare a premere, a esercitare tutte le forze possibili, a spendere le energie per arrivare poi alla conclusione di questo cammino, che è un cammino ovviamente molto, molto difficile. Io vedo tante persone che oggi si mobilitano contro le bollette, contro il caro vita, si mobiliteranno anche contro il prossimo governo. Ci fossimo mobilitati prima per l'autonomia, riuscendo ad ottenerle, ad avere molte risorse in più, che sono quelle del residuo fiscale che Roma trattiene da decenni, dando solo le briciole al Veneto, a questo punto potremmo trovarci in una situazione decisamente migliore. Il presidente Zaia è stato lasciato solo, diciamo la verità. Ha combattuto e sta combattendo da solo questa battaglia, l'ha combattuta insieme ad Erika Stefani quando era ministro, continua a combatterla con la delegazione trattante, il professor Bertolissi, un alfiere dell'autonomia che tanto ha fatto, però adesso, come ha detto ieri il presidente Zaia, non ci sono più alibi, non ci sono più alibi. Questa mattina Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del Presidente con i suoi ministri, c'è un ministro delle riforme e ministro dell'autonomia e degli affari regionali, Roberto Calderoli, che è un politico di lungo corso. Ci sono tutte le condizioni per cui l'autonomia possa essere portata finalmente al sicuro, possa essere finalmente realizzata. Non ci sono più alibi, ha detto il presidente Zaia. Se non ci si riesce adesso, non ci si riuscirà mai più. E anche per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, diventata la prima donna presidente del Consiglio, questa è un'occasione eccezionale per rafforzare la sua forza e il suo potere politico in Veneto, dove ha ottenuto molti voti, proprio perché i veneti hanno detto: se non ci sono riusciti altri, provaci tu.